Spezia ho dato vita insieme ad altri amici un comitato per il sì al referendum del 4 dicembre con una struttura come quello che vedo qui, molto trasversale, fatto da esponenti iscritti al PD, ma soprattutto da rappresentanti della cosiddetta società civile. E questo è molto importante perché bisogna essere presenti nelle città, nei paesi, nei comuni, nei quartieri, per cominciare adesso il rush finale verso il 4 dicembre. Vedete, abbiamo discusso tanto, abbiamo discusso all'interno del PD, abbiamo discusso in città, abbiamo discusso nazionalmente. Adesso c'è l'obiettivo del 4 dicembre dove dobbiamo innanzitutto andare a votare e a votare sì. Vedete, i referendum non ammettono scorciatoie, non ammettono altra possibilità che votare sì o votare no. Questa non sarà la riforma più bella del mondo, adesso lo dirò anche, nessuno di noi ha la verità in tasca, ma credo che sia un'occasione storica che non possiamo permetterci di sprecare. Non possiamo permetterci di sprecare perché delle riforme costituzionali ne parliamo, come avrete già sentito in tante altre parti, nei dibattiti televisivi, in altri dibattiti che si stanno facendo un po' dappertutto, e da più di 30 anni che parliamo di questa riforma. E le Costituzioni sono fisiologicamente dei compromessi. Lo è stata anche quella del 48, la Costituzione più bella del mondo, come è stato detto e come ci sentiamo ripetere in tante parti. Lo è stato perché è stato l'incontro di due culture diverse, la cultura marxista, la cultura liberale. Si sono incontrati i nostri padri costituenti e hanno messo insieme una Costituzione che era frutto di un periodo storico dal quale usciva il nostro paese, ed è un bilanciamento tra culture diverse, tra valori diversi e soprattutto frutto di una storia dalla quale il nostro paese usciva, dalla quale era necessario costruire una Costituzione che desse delle garanzie forti, che costruisse la democrazia in Italia, e per questo è stata costruita in un certo modo con una prima parte della Costituzione che il referendum, come sappiamo, non prevede nessuna modifica della prima parte della Costituzione, quella che parla dei diritti fondamentali, dei diritti civili, dei doveri dei cittadini, e poi la parte seconda che è l'ordinamento dello Stato, l'organizzazione dello Stato. E su questa parte, fin dagli anni subito già durante la Costituzione si discusse a lungo su vari punti, tra l'altro per inciso sul Senato. Il Senato fu un punto molto dibattuto dai padri costituenti. Perché? Perché c'era chi voleva, fin da allora si parlava del Senato delle corporazioni o del Senato delle autonomie, no? Perché appunto poi in tutta Europa andava formandosi questa struttura dello Stato con due camere, una Camera appunto elettiva direttamente e una Camera invece che era rappresentante, era l'espressione o di categorie economiche, si diceva allora, di autonomia. Alla fine andò a finire così, anche perché, come dicevo prima, l'Italia usciva da un momento particolare. Però questo sistema, fin dagli anni 70, ha cominciato subito a entrare in crisi. Perché? Perché due Camere che facevano lo stesso mestiere complicavano la vita, allungavano i tempi a dismisura, facevano le stesse cose. Sappiamo, l'avete già sentito da tante altre parti, che non c'è nessun paese d'Europa che ha questo sistema, e per cui il tentativo di modificare la seconda parte della Costituzione, ripeto, non la prima, cominciò fin dalla fine degli anni 70, si cominciò a parlare. In un incontro a cui sono stato poco tempo fa si citava un discorso di Lidia Iocchi appena insediata alla Camera dei Deputati nel 79, in cui appunto già indicava questo problema del bicameralismo paritario da un lato
e dalla necessità di ridurre il numero dei parlamentari. Dopodiché, e ve la faccio breve, nell'83 si insediò la commissione Bozzi, no? Che fece il primo tentativo, la prima bicamerale per cercare di riformare l'ordinamento, ma naufragò. La seconda bicamerale è del 92-94, Iotti-De Mita, e anche quella fallì perché non si riuscì a trovare un accordo, e mi pare che finì anche la legislatura in anticipo in quel frangente, quindi non se ne fece nulla. Poi ci provò D'Alema nel 97-98, anche quel tentativo, sappiamo come anche allora Berlusconi si comportò alla fine e naufragò. Dopodiché ci provò Berlusconi e fortunatamente con il referendum che andammo a votare allora, nel 2006 se non ricordo male, nel 2005 fu bocciata, e quindi si è ripartiti da zero. Ecco, io credo che ci troviamo di fronte a un'opportunità storica, perché non è vero che se fallisce questo tentativo di riforma si riparte, se ne fa una in 6 mesi, in un anno, come qualcuno fa intendere. Non si fa più per altri 20 anni, e questo lo capiamo anche perché il fronte del no è così articolato e così diviso che è unito solamente in una questione che non c'entra nulla con il referendum, ovvero vuole mandare a casa il governo, che non c'entra nulla con il referendum. Allora sono uniti e la pensano alla stessa maniera solo su questo tema. Io credo invece, e vado per titoli, poi lascio la parola a Diego, che questo referendum porti delle grosse novità e introduca delle grosse innovazioni nel nostro sistema. Anzitutto, come dicevo prima, per l'eliminazione del bicameralismo paritario, si passa da una sola Camera che dà la fiducia e da una Camera dell'espressione delle autonomie. Si ridà fiato e si ridà dignità, come ha detto il Presidente emerito Napolitano, al Parlamento. Il Parlamento, e poi te lo dirà meglio Diego, ma che in questi anni è stato umiliato in tante occasioni, perché dal 2007, da quando hanno introdotto il maxi emendamento, ad esempio in occasione della legge di stabilità, allora la legge finanziaria forse, si introducono il maxi emendamento, leggevo da qualche parte, del 2007, e poi da allora si fecero sempre, no, in modo 1300 commi, sapete cosa vuol dire? 1300 commi del maxi emendamento fatto dal governo, per cui i parlamentari si trovano a schiacciare il bottone, perché se si cambia una virgola casca tutto. Allora questa riforma consente di ridare dignità al Parlamento. Questa riforma poi riequilibra i rapporti tra Stato e Regione. La riforma del 2001 aveva prodotto delle strutture, dobbiamo dirlo con franchezza che le regioni, il regionalismo in Italia è stato un fallimento. Le regioni sono state introdotte nel 1970, però il bilancio che possiamo fare oggi è che forse questo è un limite della riforma, che non prevede, come dire, un ridisegno anche delle regioni, come ci sono anche in Parlamento delle proposte di legge che giacciono per costruire le macro regioni, insomma per ridisegnare l'ordinamento anche delle autonomie. E la riforma del 2001 aveva prodotto anche lì delle forzature, delle storture. Andata a finire che in regioni materie come il turismo, come l'energia, come altre, da una regione all'altra c'erano comportamenti e leggi diverse che arrivavano a delle forzature, come ad esempio quando noi andiamo a presentare sul turismo l'Italia in giro per il mondo, ogni regione fa la sua presentazione. Voi provate a immaginare quando si va in Cina, che già fanno fatica a individuare dov'è l'Italia, se va il Veneto da una parte, la Calabria dall'altra, a promuovere il turismo, ad esempio, per dirvene uno. E soprattutto aveva finito per provocare un'infinità di contenziosi in corte costituzionali, per cui alla fine c'era anche su questo una paralisi. Quindi un riequilibrio di quelli che sono, un ridisegno di quelli che sono i rapporti tra Stato e Regioni era necessario. E ovviamente poi l'abolizione definitiva delle province, l'abolizione del CLEL, che è insomma un ente che ormai è stato detto più volte non serve a nulla. Concludo con il referendum.
La riforma prevede anche importanti novità sul referendum, e non è una cosa da poco questa, perché rilancia quello che è un problema oggi, ovvero la partecipazione dei cittadini alla vita politica, perché con il referendum, abbassandosi il quorum, perché vengono introdotte, ve le dico in estrema sintesi, un paio di riforme molto importanti, poi dico magari sarà più preciso, ovvero da un lato per il raggiungere il quorum non sarà più necessario, una volta raccolte 800.000 firme anziché 500.000, si farà riferimento alle ultime elezioni politiche, e in base a quello, al numero dei votanti delle ultime elezioni, si farà riferimento per raggiungere il quorum, quindi non si farà riferimento al quorum assoluto degli aventi diritto al voto, e questo favorirà molto appunto la riuscita del referendum. Si introduce il referendum propositivo, molto importante, e soprattutto le proposte di legge di iniziativa popolare, che finora sono state sempre in un cassetto alla Camera come al Senato, sarà obbligatorio discuterle, poi deciderà la Camera come. Ecco, io credo che questo valga, per questi 4 motivi che vi ho detto, valga la pena e sia importantissimo per ridare credibilità all'Italia, per ridare stabilità al sistema politico e soprattutto anche per essere credibili in giro per il mondo. Cioè noi dobbiamo dimostrare che in Italia è possibile fare delle riforme serie che puntino a rilanciare il nostro paese nel mondo. Queste ragioni qua. L'alternativa qual è? Chi vuole il no vuol dire che tutto resta così per altri 30 anni. Grazie.